Allora, qualche giorno fa sui giornali, no qualche giorno fa, ieri sui giornali era venuto fuori un articolo su più giornali che parlava di una falsa cieca. Come ho visto quel titolo, ho pensato subito a quel caso che è avvenuto a Chioggia, dove un nostro concittadino inizialmente era passato dei brutti momenti perché era stato accusato di essere un falso cieco e invece era effettivamente cieco. E nell'articolo, che quindi quando ho letto questo titolo mi era venuto in mente e ho pensato subito, speriamo che non sia un altro, diciamo, caso in cui si accusa una persona cieca di essere un falso cieco. Ieri sera vado a leggere l'articolo e c'è una parte molto interessante che vi leggo, la parte finale, che scrive la giornalista Antonella Gasperini, scrive: e non sarebbe un caso neppure se si venisse a scoprire che la falsa cieca, si riferisce alla veneziana, è stata assolta, come è successo nel 2017 a Chioggia. In quel caso, nel mirino della finanza, era finito un uomo di 69 anni, all'epoca il sostituto procuratore Stefano Buccini aveva chiesto di processarla per aver incassato quasi 150.000 di indennità di accompagnamento, e anche all'epoca l'INPS si era costituita parte civile nel procedimento viste le prove raccolte, ma poi il GIP per l'udienza preliminare aveva assolto l'imputato dall'accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato e non era servito a dimostrare al giudice che l'uomo riusciva a attraversare uno dei percorsi più trafficati e pericolosi di Chioggia, Viale Mediterraneo, scegliendo il momento migliore. A parte che non era Viale Mediterraneo ma era lungomare. Ma comunque, a parte questo, allora questa persona che io conoscevo personalmente, poveretto, era cieco ed è stato completamente dichiarato innocente. Adesso non so se non l'avevano rinviato a giudizio, non so se è stato assolto in udienza, avrò modo di informarmi. Comunque è stato refertato ed era cieco. Quando è venuto fuori l'articolo la prima volta nel 2017, c'era un video, l'abbiamo pubblicato. Io personalmente, con massimo rispetto di chi ha fatto le indagini, avevo espresso dei dubbi, perché conoscendo, io dico, questa persona è cieca, perché lo incontravo praticamente, c'è stato un periodo che lo incontravo ogni giorno, poveretto non vedeva, si vedeva che non vedeva, per tutta una serie di motivi che per sintesi adesso non vado a dilungarmi. Ecco, quindi io credo che la giornalista Antonella Gasparini, con tutto rispetto, ha espresso questa situazione, a mio avviso, mi permetto, non è che voglio criticare, ma mi ritengo in dovere di fare questa dichiarazione per rispetto di questa famiglia, che ha veramente avuto una sfilza di problemi, di depressione, di tutto quello che gli è successo alla moglie. Il signore tra l'altro è morto di Covid qualche anno fa, quando ancora non c'erano vaccini, ma era veramente stato in una situazione di depressione tale, e voi sapete che con la depressione anche le difese immunitarie calano, e quindi potrebbe anche essere che se non avesse avuto tutta quella storia che ha avuto, forse oggi sarebbe ancora al bar ogni tanto, una volta addirittura, lo dico, pur essendo cieco, era cieco, ha sentito la mia voce, siccome quella volta l'avevo difeso, mi ha chiamato e mi ha ringraziato, appunto perché sono stato l'unico a prendere in qualche modo le difese. E quindi anche adesso che non c'è più questo signore, mi sento proprio in dovere di dire che poveretto era cieco. Non è giusto infangare così una persona morta e soprattutto la sua famiglia.